Da 500 anni circondano e racchiudono Treviso e anche se ormai da più di un secolo gran parte dell'abitato e della popolazione si sono espansi al di fuori di esse, le mura continuano a rimanere l'emblema della città, anzi sono la città stessa, come ribadisce anche Massimo Rossi della Fondazione Benetton. Al monumento simbolo del capoluogo della Marca è dedicato il libro Le mura di Treviso, da Fra Giocondo ad oggi, un viaggio lungo 500 anni. Edito da Cartesia, il volume raccoglie 9 saggi di 7 autori e studiosi della cinta muraria, proprio nella ricorrenza del mezzo millennio della costruzione di Porta Santi 40, appunto nel 1517. Un viaggio affascinante dalla fondazione, quando la Repubblica di Venezia, nella guerra contro la Lega di Cambrai, decise di fare di Treviso una città-fortezza, all'Ottocento e ai primi del Novecento, quando il clima di modernità positivistica portò all'apertura di varchi e addirittura a progetti di abbattimento, fino al loro ruolo attuale e futuro. Il monumento più importante della città di Treviso, senza dubbio, anzi direi che coincide di fatto con la città di Treviso, è la forma della città rinascimentale e moderna. Sono un anello di 5 chilometri di verde, di acque, di opere murarie, di architetture, e è la nuova forma che la città ebbe nei primi decenni del Cinquecento e che tuttora oggi la caratterizza. Cioè noi siamo abituati a pensare alla città di Treviso con quello che sta dentro alle mura di Treviso, per cui è qualcosa di più, senza dubbio, di un monumento. È stata un'opera che ha segnato direi la storia della città in maniera assolutamente determinante. È stata un'opera difensiva soprattutto, che ha trasformato quella che era la dinamica molto vivace Treviso medievale in una fortezza moderna, con dei vincoli e delle rigidità e anche delle grosse limitazioni di tipo demografico, economico, un trauma vero che la città ha subito in quella fase, e un trauma dal quale la città ci ha messo molti secoli a risollevarsi. E se pensiamo, quello che è sorto al di là delle mura, fuori delle mura, data solo da poco più di un secolo, no? Quindi per molti secoli le mura hanno coinciso con la città stessa, con la sua forma, con la sua identità, col suo essere città-fortezza, quindi una situazione del tutto particolare. Un progetto, come ha ricordato Simone Piaser, curatore insieme a Berto Zande Giacomi, nato in una notte insonne del 2008. È un viaggio che segna l'importanza di questo monumento, creato nel pieno Rinascimento veneziano, che ha segnato anche, tra l'altro, non solo la difesa della città di Treviso, ma anche la trasformazione urbanistica della città, l'ha segnata pesantemente. Noi portiamo l'eredità di un monumento molto importante, significativo, pieno di tesori nascosti, e questo libro vuole proprio cercare di approfondire tutti i temi delle mura, dai segni nascosti alle porte, ai sotterranei e ai vari aspetti comunque mai trattati o trattati in modo superficiale. E proprio questo è il leitmotiv che collega i vari saggi. Le mura, benché notissime ed amatissime dai trevigiani, lo conferma l'auditorium di Palazzo Bomben stracolmo per la presentazione del volume, non sono ancora conosciute a fondo e riservano aspetti da indagare. È un segreto che anche i trevigiani stanno scoprendo grazie anche all'iniziativa di Treviso Sotterranea, e che ha aperto finalmente alla cittadinanza tutte le strutture sotterranee ancora conservate sotto i bastioni, sotto le porte, Porta San Tommaso, Porta Santi 40, ma anche sotto il torreone di Santa Sofia, dove c'era il vecchio macello ottocentesco. Ma ci sono anche altri tesori, graffiti lasciati nelle pietre, segni lasciati sulle travi delle coperture delle porte, che tentiamo di svelare appunto in questo autorevole libro. Ed ecco allora l'idea lanciata dallo stesso Massimo Rossi: creare una nuova mappa della città con indicati i nomi dei bastioni delle mura.